Pregliasco, insomma, questa questione diciamo delle RSA rimane una ferita aperta, diciamo, no? Una ferita aperta. E indubbiamente la Lombardia è quella cioè voi lo chiamate spesso tsunami questa ondata, diciamo, no? Adesso anche in vista della fase 2 abbiamo costruito le dighe, abbiamo i sacchetti di sabbia che impediscono eventuali altre ondate? A mio avviso sì. È sbagliato a mio avviso parlare di errori, ma diciamo di azioni che fatte in quel momento sulla base delle conoscenze che c'erano e delle ipotesi al momento sono state fatte delle scelte, quindi l'errore fa pensare in modo eccessivo alla colpa, a quello che è una negatività, e non vorrei che tutta questa negatività che si sta spandendo sull'RSA in senso lato, perché è una problematica che c'è da nord a sud. Però scusi, no, Pregliasco, no, naturalmente lungi da noi in questo momento di voler spargere negatività, non vogliamo spargere niente, vogliamo solo cercare di capire se ci sono stati degli errori. Gli errori succedono in ogni professione, diciamo tecnicamente spostare delle persone positive al Covid in aree non protette, secondo lei è un errore o no? Di fatto non c'è stato, se non in strutture che avevano spazi definiti, organizzazione definita, quindi c'era un'esigenza pesantissima in Lombardia rispetto a questo incredibile arrivo nel pronto soccorso di una grande quota contemporanea di persone gravi, quindi l'esigenza di trovare un'assistenza per tutti c'era. È chiaro che ci fosse un'esigenza, no, però indubbiamente diciamo il tentativo di portare anche in zone tra virgolette protette queste persone ancora positive al Covid ha di fatto, i dati lo mostrano, creato diciamo dei nuovi focolai. Sono stati 15 realtà distinte, peraltro neanche per quanto mi risulta al Pio Albergo Triuzio, quindi davvero una situazione diversa ma legata a questa enorme diffusione in comunità. È presumibile ovviamente che lì siano stati gli stessi parenti, il personale, abbiamo avuto in tutti gli ospedali questa situazione drammatica, quindi davvero dico ci sono state fatte delle lei difende diciamo i colleghi della sanità lombarda che in questo momento diciamo si sentono in qualche modo presi di mira, no, dalle polemiche giornalistiche e anche dalla magistratura. Marco, sicuro, ma io lo dico in un senso positivo, nel senso che anche queste strutture così si rovina quella che è come dire, una sicurezza e rispetto anche a un prossimo futuro di necessità di utilizzare le RSA per una quota parte di anziani non autosufficienti e che vedono in queste strutture un luogo positivo di assistenza con la possibilità di presenza di volontariato, di una presenza di vicinanza dei parenti, acuendo queste paure. Vedremo se le cose cambieranno, vedremo che le cose cambieranno. Obiettivamente diciamo, la situazione è sembrata fuori controllo e chiunque avesse degli anziani in quelle case di cura ha temuto il peggio e ancora teme, diciamo, no? Perché sappiamo che la situazione è veramente difficile, non voglio imputare nessuno, però la situazione è difficile, il virus è girato, è entrato quasi dappertutto in molte strutture per anziani. Lo ha detto l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, metà dei morti in Europa è attribuibile a quel genere di strutture. Non sono per fortuna solo quelle lombarde, ce ne sono in Francia, ce ne sono in Spagna, abbiamo visto le immagini atroci, però ognuno deve prendere le sue proprie responsabilità e ognuno secondo me in questa fase, come ha detto Paolo Mieli in apertura sulla scalinata del Milite Ignoto, del nostro monumento a cui oggi ha prestato la sua attenzione il Presidente della Repubblica, ha detto dobbiamo imparare dagli errori. Io penso che questa sia la fase in cui bisogna ammettere, riconoscere e imparare dagli errori. Adesso però mi faccia andare, le do subito il diritto di replica naturalmente, mi faccia andare però in Veneto, noi abbiamo un rapporto particolare col Veneto in questo momento perché stiamo seguendo tutta la loro attività, le cose lì sono andate molto diversamente e stiamo seguendo in questa fase un pezzo di un'inchiesta diciamo epidemiologica molto interessante, ce la racconta così la nostra Luisa Di Simone, guardate. A pochi chilometri da Vo c'è una delle aziende pilota scelte dalla Regione Veneto per sperimentare i protocolli di sicurezza nella fase 2. Qui si producono vetri blindati per i mezzi delle forze dell'ordine, ma anche per barche di lusso e macchine sportive.
prima di riaprire 2 settimane fa, l'azienda ha fatto tamponi e test sierologici ai primi 100 dipendenti che rientravano al lavoro. La Regione Veneto ha fornito i test, l'azienda li ha pagati. Ritengo che quanto se ne ricava sia in termini di tranquillità all'inizio delle operazioni e soprattutto di possibilità di evitare ulteriormente un rischio laddove ci siano persone contagiate che possono rientrare al lavoro, probabilmente ripaga dell'investimento fatto successivamente. I test a tappeto sono diventati pratica comune in Veneto. A Monselice, provincia di Padova, ecco in azione le unità territoriali allestite dalla Croce Rossa e coordinate dal Servizio Epidemiologico Regionale. Gli operatori eseguono i test sierologici, quelli che identificano la presenza di anticorpi al virus. Chi risulta positivo fa anche il tampone. Il progetto vuole capire esattamente qual è lo stato di salute e soprattutto chi ha avuto contatto con il virus già, chi non l'ha ancora avuto, chi magari in questo momento ha un virus attivo, in tutta quella popolazione regionale che costituisce quelle che noi chiamiamo le categorie a rischio, quindi i farmacisti, i volontari dei pronti soccorsi, la protezione civile, successivamente le forze dell'ordine. Intanto a Vo ci si prepara per un grande esperimento genetico, uno studio unico al mondo. Analizzerà le differenze nel DNA degli abitanti per capire a chi e come si sono sviluppati gli anticorpi. Quello che noi cerchiamo di vedere è se alcune di queste piccole differenze puntiformi del DNA che si associano in qualche modo all'andamento dell'infezione, cioè se ci sono associazioni per esempio tra variazioni di geni o parti di geni con suscettibilità a sviluppare una forma grave della malattia, o se ci sono variazioni di geni che si accompagnano invece a una risposta anticorpale elevata e precoce. Quindi cerchiamo di capire come praticamente il patrimonio genetico di ognuno di noi reagisce alla infezione. Bene, allora questi test, dottor Pregliasco, avranno un ruolo importante, diciamo, nella fase 2, no? Cito una sua frase che mi ha colpito molto: se dovessimo basarci solo su un criterio epidemiologico, cioè su quello che da scienziati voi sapete di come sta andando il virus, non si potrebbe riaprire subito, ma la fase 2 dovrebbe iniziare a giugno. È così? Per riuscire ad arrivare a un livello ancora più basso, ma come ho detto anche in quell'intervista, ovviamente bisogna essere realistici e lo sforzo che è stato chiesto a tutti noi cittadini è arrivato veramente sicuramente al limite, quindi la decisione politica che ritengo necessaria è quella di arrivare a un'apertura ovviamente più precoce rispetto a questo risultato che ci garantirebbe ancor più la sicurezza, perché il problema del futuro è quello di garantire, come giustamente dicevate, cioè rispetto a uno tsunami iniziale dobbiamo prepararci al peggio, nella speranza che ciò che arriverà nel futuro non sia così devastante. Quindi ormai scottati da questa situazione bisogna in qualche modo considerare che questo virus non ha ancora colpito la gran parte della popolazione. Vedremo da quegli studi epidemiologici. Secondo lei a Milano quanta gente è stata già infettata dal virus e ne è uscita in qualche modo? Potrebbe essere un 10-15%, che è ancora poco rispetto alla possibilità di un virus che cerca di ritornare. Quindi bisognerà avere la capacità appunto di individuare eventuali focolai che ci saranno, perché ovviamente aprendo la possibilità di contatti aumenterà la possibilità di avere dei contagi, e quindi ora rispetto al passato, al momento dell'emergenza, abbiamo organizzato, credo che ci sarà la capacità in tutta Italia, certo, di individuare i casi precoci, di individuare precocemente, di individuare i contatti stretti e quindi
tamponare questi focolai, perché l'epidemia è come un incendio, si riesce a fermare il fronte dell'incendio, ma qualche legno rimane, no? Qualche brace rimane, e se non si è attenti a bloccare anche queste piccoli focolai, questi possono riprendere l'epidemia. Quindi questo è un'immagine forte e molto chiara questa dell'incendio che può ripropagarsi in qualunque momento. Guardi con me questa nostra nuova, diciamo, breve inchiesta su come in Veneto stanno preparando questa fase, diciamo, 2, anche cercando di capire con un'indagine scientifica molto interessante quale sia la risposta immunitaria di chi ha contratto il virus, no? Quindi se ci possono essere delle persone che faticano a negativizzarsi e quali sono i motivi di questo, diciamo, rapporto diverso che abbiamo con il virus, diciamo. Sentite il professor Crisanti. Noi vogliamo capire la risposta immunitaria delle persone che stanno a VO, perché sappiamo con esattezza chi si è ammalato, sappiamo chi era sintomatico, sappiamo chi invece aveva sviluppato una malattia grave, e quindi vogliamo capire come queste differenti persone hanno sviluppato anticorpi e che tipo di anticorpi hanno sviluppato, e questo potrebbe fornire il razionale per dire sì, è possibile fare un vaccino, o potrebbe porre anche dei dubbi sulla fattibilità di un vaccino, quindi ci potrebbe dare delle risposte importantissime. Ci sono delle persone che rimangono infette per 50-60 giorni, e sono sicuro che questa è un'esperienza che molti, anche telespettatori che sono rimasti infetti, condividono, cioè persone che fanno fatica a negativizzarsi. Ora, in genere noi sappiamo per esempio che gli anticorpi incominciano a comparire verso dal 7° giorno, poi aumentano al 30° giorno. In genere una persona infetta da un virus incomincia a controllarlo questo virus, perché ha tantissimi anticorpi. Ecco, noi in queste persone vogliamo capire qual è la loro risposta immunitaria, vogliamo capire se anche differiscono geneticamente da altre che invece il virus lo eliminano subito. Incredibile come quel paesino di Vo Euganeo è diventato proprio ormai il cuore di una vicenda scientifica, avendo avuto il primo tampone all'inizio dell'epidemia, poi subito dopo, e adesso con questo nuovo, diciamo, indagine scientifica su chi e come reagisce al virus, si capiranno moltissime cose. Indubbiamente questo virus lo avremo tra i piedi, diciamo così, purtroppo per molto tempo, è meglio saperne di più. Allora adesso però voglio portarvi ad Oxford, perché ad Oxford, Eva, c'è un posto molto interessante dove tutti gli occhi del mondo sono concentrati. Puntati lì, sì, ci dovrebbero essere anche delle immagini che ci fanno vedere, ecco, proprio il laboratorio dello Jenner Institute sulla ricerca dei vaccini dell'Università di Oxford, perché eccoci dentro a queste stanze qua, Duilio, è stata messa a punto la piattaforma vaccinale contro il Covid-19, che dallo scorso giovedì è entrata nella fase cosiddetta clinica, cioè si sperimenta sull'uomo, e sono già arrivate, pensa, più di 5.000 candidature di volontari che si vogliono sottoporre a questo test. Fra i primissimi, peraltro, ad aver dato la loro disponibilità e essersi iniettati questo vaccino sperimentale ci sono 2 scienziati, 2 ricercatori che hanno detto di essere molto felici di mettersi a disposizione della scienza. Una è una ricercatrice di origine italiana, Elisa Granato, l'altro è un ricercatore che si chiama Edward O'Neill, un australiano. Se ne sta parlando tantissimo di sì, noi siamo, grazie anche alla BBC e allo Jenner Institute di Oxford, abbiamo avuto le immagini di questo momento storico delle prime iniezioni di questa piattaforma vaccinale. Sentiamoli un attimo. Il primo test sull'uomo, guardate. Primo vaccino sull'uomo. Sì, sono i volontari. Eccolo qua. Sto benissimo, sono super felice di averlo fatto e non ho sentito nulla. Sono una scienziata e voglio sostenere la ricerca scientifica ogni volta che si può, ma visto che non sono una virologa mi sentivo inutile in questo periodo. Poi ho pensato che questo era un modo facile per sostenere la causa. Ed eccomi qui, sono contenta. You ready? Come va? Tutto bene. Perché ha deciso di sottoporsi a questo esperimento?
Credo sia la cosa giusta da fare per riuscire a combattere questa malattia e vincere questa battaglia al più presto. Lei stesso è uno scienziato. Sì, è importante anche per me capire quale sarà il risultato di questi studi clinici. Lei lavora in un ambito differente, però. Sì, nel campo oncologico, dove siamo ben lontani da un vaccino. Le hanno detto dei possibili rischi nel testare il vaccino? Ha paura per la sua salute? Credo che un rischio non si può mai escludere completamente, ma si deve avere fiducia negli scienziati che stanno facendo del loro meglio e la causa è molto importante. E la sua famiglia? Sa quello che sta facendo? Sì, mia moglie sa tutto e mio figlio sa che sono al lavoro. In fondo sto lavorando. Chiariamo bene, la prima volta che in quella iniezione, non so voi, ma a me ha fatto venire i brividi, c'è un possibile vaccino contro il coronavirus. È la prima volta che un vaccino viene testato sull'uomo. Guardate con quale coraggio e con quanta anche voglia di cercare una soluzione hanno affrontato questo che in realtà è anche un rischio, no Eva? Allora, c'è da Oxford una persona straordinaria, un giovane italiano, 31enne, si chiama Giacomo Gorini, lo avete probabilmente già visto, ed è immunologo presso appunto lo Jenner Institute. Buonasera Gorini, eccoci qua. Allora, buonasera a voi, grazie dell'invito. Noi grande emozione, qui da noi grande emozione per queste immagini con questa iniezione che porta dentro un virus cioè geneticamente modificato che potrebbe essere un vaccino, è così? Sì, è così. È una piattaforma vaccinale che in realtà noi già conosciamo, è già stata testata contro altri coronavirus, come quello della prima SARS o della MERS, e ha dato ottimi risultati di sicurezza e promettenti risultati per quanto riguarda la risposta immunitaria. Quindi adesso questo è il primo studio in cui si sta già valutando una possibile efficacia del vaccino. Quanta gente diciamo, è entrata in questo primo test del vaccino? In questo primo test 500 persone che sono divise in due gruppi. Il primo gruppo riceve il vaccino, il secondo un placebo. Il primo obiettivo è di assicurarsi che questo vaccino sia sicuro, ma come già ci aspettiamo, e poi magari riusciremo già a ottenere dei segnali di efficacia. Per quelli comunque dovremo aspettare in modo da essere sicuri di vedere cosa succede quando faremo il test su 5.000 persone. E quando avverrà questo? Vorremmo iniziare verso l'estate e finire per settembre. C'è da dire comunque che questa è la tabella di marcia, poi salvo imprevisti, nelle più rose aspettative lo sappiamo per settembre, poi staremo a vedere. Insomma, è inutile dirvi che guardiamo con grandissima attenzione, il mondo intero guarda con attenzione, addirittura la geopolitica tra Cina e Stati Uniti, l'OMS ne ha parlato, insomma c'è una battaglia in corso per chi troverà per primo il coronavirus e che salverà l'umanità da questa vera e propria piaga che è diventato questo virus che ci ha colto, come diceva prima Pregliasco, di sorpresa, no? Allora, adesso però vorrei entrare un po' nel merito di quello che succederà nella fase 2. Volevo aggiungere, perché oggi è uscita la notizia incredibile di Bill Gates. Ah, è vero, Bill Gates. Oggi Bill Gates, il fondatore di Microsoft, ha annunciato che se i colleghi di Gorini e Gorini stesso riescono davvero a trovare questo vaccino, lui ci metterà dei soldi, tutti i suoi soldi a questo punto, per assumersi i costi della produzione di un vaccino, e l'ha detto al Times di Londra, avrebbe già contatti con le case farmaceutiche per produrlo, quindi gli occhi di Bill Gates puntati... Beh, certo, Gorini è una vera soddisfazione questo, tra l'altro insomma non esiterei un attimo a coinvolgerlo data la sua potenza finanziaria. Ma avete bisogno di soldi per esempio voi per lavorare meglio, oppure avete tutto ciò di cui avete bisogno? Beh, certo, i soldi fanno sempre bene quando si vuole lavorare bene e in fretta. Il governo del Regno Unito, il governo britannico si è già reso molto disponibile, addirittura in conferenza stampa dicevano qualche giorno fa che ci avrebbero lanciato tutto ciò di cui avevamo bisogno per sviluppare questo vaccino. Certo. E adesso è anche un piacere... Ma diciamo uno sforzo globale, cioè se tutto il mondo si concentrasse le proprie risorse, portasse effettivamente la massima capacità
economica e unisse gli sforzi, secondo lei si accelererebbe molto? Potremmo fare più rapidamente per trovare il vaccino? Senza dubbio, dopo dipende che cosa si accelera, perché alcune fasi non possono essere accelerate. Quando valutiamo la sicurezza di un farmaco, certo si può accelerare, ma non si può agire con la fretta. Si possono però rendere più veloci alcune parti, le parti burocratiche oppure appunto la produzione, questo se si potenziano le infrastrutture e di certo l'aiuto del governo britannico o anche di privati, ad esempio Bill Gates. Siete tutti avvertiti, c'è bisogno di soldi, risorse, soprattutto, sto scherzando, naturalmente non tocca a noi privati individuali, ma insomma tocca a tutti i governi cercare di coniugare gli sforzi per portare rapidamente avanti queste ricerche. Grazie e complimenti per il suo lavoro, Gorini, grazie. Allora, una delle cose che certamente sarà più complicata da gestire in questa fase 2 è il ritorno nelle scuole, no? Sapete che in Europa le cose stanno andando molto rapidamente e allora la nostra Daniela Cipolloni indaga sul tema per cercare di capire come saranno le scuole, come sarà possibile mandare i bambini a scuola e a quali condizioni. Guardate. Prima nelle regioni del nord e dal 10 marzo in tutta Italia la campanella non suona più. Aule vuote e 10 milioni di minorenni a casa. 2 mesi dopo lo tsunami del coronavirus, tornare in classe sembra un miraggio. Invece, nel resto d'Europa, con cautela e qualche protesta, ricomincia anche la scuola. In Danimarca, in Norvegia, in Germania, in Francia, in Olanda, in Austria. In Svezia addirittura le scuole fino a 16 anni sono sempre state aperte, come pure in Islanda. In Italia prevale la paura. I bambini, si è detto, sono quelli che propagano più rapidamente l'infezione. Ma è davvero così? La resistenza dei bambini all'infezione va da 1 a 10 anni, perché ci sono molti casi in cui sembra che i neonati possano infettarsi. Comunque devo dire che questo è un mistero per il momento, perché i bambini sono così resistenti all'infezione. I tamponi agli abitanti del focolaio di Vo Euganeo hanno riservato sorprese. Su 250 bambini nessuno era infetto e non solo, ma noi sappiamo con esattezza che alcuni di questi bambini convivevano con familiari infetti che erano in grado di infettare, perché nella stessa famiglia ci abbiamo avuto dei contagi. Quindi i bambini sicuramente non hanno il virus e quindi se non hanno il virus non sono infettivi, o se si infettano evidentemente è un'infezione molto transitoria, molto blanda. In Francia ha fatto scalpore il caso di un bambino di 9 anni, positivo, che ha frequentato corsi in 3 scuole diverse. 172 persone sono state in contatto con lui, tra insegnanti e compagni, ma non ha contagiato nessuno, neppure i 2 fratelli. Ci può venire il dubbio che i bambini, oltre ad ammalarsi in maniera più lieve, possono non essere poi quei grandi untori come si sospetta. Con il coronavirus niente sembra scontato. Servono studi specifici per stabilire quanto siano contagiosi i bambini e quanto realmente incida la chiusura delle scuole nel contenere l'epidemia. Abbiamo però i dati di sorveglianza svedesi che sembrano abbastanza rassicuranti, in quanto risulta che l'incidenza della malattia nei bambini non è superiore ad altri paesi dove è stato istituito il blocco totale. La criticità delle scuole non sono solo i bambini, ma tutto quel che ruota intorno. Se io dovessi fare un calcolo del rischio di mandare i bambini a scuola da 1 a 10 anni, io direi che hanno un basso rischio di infettarsi l'uno con l'altro. Il problema è ma chi ce li porta questi bambini a scuola? Di fatto la scuola non è soltanto i bambini, ma anche un vero e proprio assembramento sociale, persone che rimangono a parlare. Quali potrebbero essere le misure per riaprire le porte agli studenti in sicurezza? Bisogna prevedere, al di là degli sistemi di igiene, l'apertura delle finestre, il distanziamento dei banchi di almeno 2-3 metri uno dall'altro. Nelle fasi iniziali dovremmo prevedere delle classi ridotte. Si può anche prevedere di fare la scuola in più turni. Non ultimo, non deve più avvenire che un bambino venga mandato a scuola o in comunità in condizioni non idonee, non perfette, senza aver fatto una convalescenza.
Eccoci, allora scuola è un problema serissimo, allora abbiamo ormai un pubblico di scienziati che ci guarda, ovviamente di persone esperte, quasi quanto noi o persino più di noi, Eva. Allora ho appena ricevuto un messaggio da parte di un mio amico italoamericano che mi segnala un'imprecisione. Quel vaccino di Oxford e quella iniezione su cavie umane non è il primo tentativo è relativo a questo esperimento effettuato a Seattle esattamente il 17 marzo, anche lì è un primo passo per verificare se o no questo vaccino, che ha dimostrato evidentemente già delle capacità, è sicuro per l'uomo. Quindi tutto il mondo sta provandoci, da Oxford a Seattle. Allora, potrei per favore sentire Pregliasco, vorrei chiedergli appunto, insomma, incominciamo a capire come è fatto questo virus e incominciamo a sperare di poterlo combattere efficacemente, Pregliasco? Sicuramente, in effetti ci sono molti studi che l'OMS ha censito rispetto al vaccino, però è chiaro che, come dicevano i colleghi che se ne stanno occupando direttamente, le tempistiche sono comunque lunghe, proprio anche in termini poi di industrializzazione e di disponibilità. E ci saranno problemi un po' come le mascherine, no? Perché le mascherine poi sono rimaste a mezzo proprio perché la Cina è tra l'altro il principale produttore, o lo era fino a che ora non si sta riorganizzando. Quindi ci saranno problemi rispetto agli aspetti brevettuali e all'aspetto di disponibilità. Comunque io ritengo, ma lo dicono anche i colleghi, che ci vuole almeno un anno e mezzo per poter avere questa disponibilità, anche perché vaccinare miliardi di persone lo si può fare solo se c'è una sicurezza nella vaccinazione e una sua efficacia, quindi in questo momento davvero siamo ancora a fasi iniziali. Pregliasco, ma ha visto come si stanno muovendo le scuole in Nord Europa? Secondo lei potremmo iniziare a fare qualcosa di simile, diciamo, se la stagione ormai scolastica lo permettesse, anche nelle zone meno colpite, oppure è proprio fuori discussione che ci sia un possibile, insomma, tentativo di riportare i ragazzi a scuola insieme? Crisanti lo diceva, no? Cioè c'è tutto non sono solo i bimbi che forse, come si è visto, per fortuna sono meno colpiti, ma ci sono insegnanti, genitori, c'è tutta un'attività che sta dietro alle scuole. Però oggettivamente, appunto, lo vedremo forse a posteriori le scelte quali sono, perché non ci sono prove scientifiche sull'efficacia del fatto di lasciar correre i runner piuttosto che appunto, no, scelte specifiche rispetto alla riduzione dei contatti, perché l'obiettivo di sanità pubblica è ridurle il più possibile. Poi si tratta di trovare una mediazione rispetto alla fattibilità e all'applicabilità anche nel tempo. Quindi davvero qui la decisione ovviamente è più complessiva sull'aspetto organizzativo, potenzialmente vedendo le altre esperienze forse si potrebbe anche cominciare. Pregliasco, guardi con noi questo breve tuffo nella campagna toscana con Nuria Biuzzi. Siamo andati a Gaiola in Chianti, un comune che ci ha lanciato un appello: vogliamo riaprire, possiamo farlo. Poi siamo andati anche a Lucignano, dove c'è un comune particolarmente virtuoso che ha una casa di cura praticamente con 0 contagi, che ha saputo tenere lontano il virus. Si è parlato molto in queste settimane di ritorno, diciamo, alle zone meno esposte ovviamente al virus, e queste zone sono certamente le campagne. Andiamo in Toscana intanto.